Cari telespettatori, un altro capitolo dedicato al Made in Veneto e ci troviamo nuovamente sulla riviera del Brenta, in modo particolare vicino a Mira, per scoprire le attività artigianali tipiche della riviera, tipiche del veneziano in modo particolare. Parliamo quest'oggi della maschera veneziana che viene prodotta sin dai tempi più antichi a Venezia in occasione del carnevale, ma non soltanto. Abbiamo notizie intorno al 1268 di una legislazione che limitava l'utilizzo inappropriato delle maschere a Venezia, e poi arriviamo alla grande produzione del 1773, quando si annoverano più di 12 botteghe artigianali per la produzione delle maschere. Vogliamo capire come vengono prodotte al giorno d'oggi le maschere per essere anche nei limiti del possibile competitivi nei mercati, ma resta comunque la manifattura, l'artigianalità, il decoro, l'inventiva tipiche venete, italiane, veneziane. Andiamo a vederlo insieme. Andiamo a scoprire la maschera del Galeone, in modo particolare la signora Patrizia Maguolo, titolare di questa azienda di famiglia che ha tanti anni di storia e si è evoluta nel tempo e ha delle produzioni straordinarie di maschere tipicamente veneziane, anche se ha incominciato con i galeoni, ma adesso si è evoluta. Cosa vuol dire produzione artigianale della maschera al giorno d'oggi? Il giorno d'oggi è difficile stare nel mercato e noi, più che produzione di maschere, decoriamo le maschere ed è difficile sempre inventare cose nuove per la concorrenza spietata che ci fanno. E di Made in Veneto c'è tutto, perché c'è la fantasia delle nostre ragazze e a volte ci inventiamo delle cose, anche soltanto guardando un giornale, un articolo di moda. E si inventa una maschera anche guardando una stoffa. Quindi è passione, creatività per fare il prototipo? Sì, sicuramente sì. Non da parte mia, io sono un po' sulla contabilità, ma ho mia figlia, mia cognata, mia sorella, tutte, e anche le ragazze sono molto brave ogni tanto diciamo dai, inventiamo qualcosa, inventate qualcosa. Io sono la critica, critico soltanto, aggiungi qua, ho visto quello, ho visto l'altro, ed è bello quando un articolo viene fuori bene e risponde, soprattutto poi è gratificante quando si va a venderlo. Magari molti non sono a conoscenza dei tantissimi materiali che vengono impiegati. Qui vediamo piume di struzzo vere, merletti, stoffe, carta e soprattutto decorazioni anche con l'utilizzo di laminati d'oro. Insomma, raccontiamo un po' le varie fasi, perché ci sono tanti step. La maschera parte dalla prima imbiancatura, dove si mette la base per poter poi procedere con la decorazione. Poi le varie sfumature di colore che danno la base della maschera. Poi intervengono le decoratrici, sia con prodotti con i glitter, cioè con i brillantini, oppure con dei tipo piombine, o insomma dei prodotti, oppure dei semplici stucchi. E poi vengono rifiniti con foglia oro, oppure con strass, e poi vengono aggiunti le passamanerie. Poi poi si aggiungono piume, possono essere di cappone, di struzzo, chi ne ha più ne metta. Poi ci sono le punte per fare i jolly, poi le frange, poi ogni maschera va da sé, insomma, fino a raggiungere il macramè, appunto, per rendere preziose, fino a dei cristalli che possono essere di Swarovski, e poi la finitura. Per quelle foglie a oro ci vuole l'anticatura per dare un po' il senso di vissuto. Per le altre invece vanno appunto confezionate così, con le passamanerie e tutto. E poi c'è la timbratura, perché noi timbriamo tutto, i nostri materiali sono certificati, hanno tutta la filiera, l'etichetta riporta tutto la normativa di legge, e
e poi li vendiamo, perché poi... E il materiale è un materiale che deve essere di qualità, non provocare assolutamente nessun tipo di danno alla salute. Sicuramente sì, è un prodotto appunto certificato, abbiamo tutte le schede tecniche, possiamo produrre in qualsiasi momento, anzi tutti i negozianti che vendono le nostre cose sono forniti delle schede prodotto di tutti i prodotti utilizzati. Benissimo, noi la ringraziamo di averci ospitato e con questo chiudiamo questo nostro capitolo anche dedicato alle maschere immancabili, tipiche del carnevale veneziano, unico al mondo, che vengono prodotte tra l'altro anche qui nella zona della Riviera del Brenta, proprio per valorizzare ulteriormente e scoprire un territorio unico nel suo genere. Buon proseguimento, alla prossima!